Salve, popolo degli Alters. Salve. Salve a tutti. Salve, computer, perché continui a non farci sentire il suono dalle cuffiette? Adesso va benissimo. Allora, Marco, noi siamo tornati in questa fantastica avventura. Siamo pieni di oggetti, avventura che si esaurisce dopo il primo capitolo e che poi è vuota, non ha niente all'interno, quindi Vero. ne stiamo giocando a vuoto, ma va bene così, a noi ci piace giocare a vuoto. Allora, terapeuta. Allora, un po' di dialoghi in giro. I can see that you're angry. That's an accurate assessment. Can I do something about it? How do you usually unwind? Il terapeuta è incazzato che deve curare gli altri. I visualize a peaceful, dry garden, one of those so-called Zen gardens. I walk barefoot on the white sand, feeling the wind caressing my face. I approach one of the carefully placed rocks, and I push it down with all my strength. Then all the others, until the garden is destroyed and my anger is released. Non sapevo che la violenza immaginaria potesse essere così efficace. Interesting. I never thought imaginary violence could be so effective. Visualization can be a powerful tool. Ok. It's up to you how you use it. Ok. E noi ti ringraziamo. Allora, c'è lui in infermeria e abbiamo la telefonata. Allora. So, heard the news? We might have a cure for you. Yeah. Everyone's talking about it. They're saying it's a controversial idea. Ragazzi, o questo o morite. Purtroppo c'è veramente. Mo se la nostra amica compagna ex moglie ci fa sapere delle notizie. Allora, nel laboratorio. C'è scoperta grossa? We did a good job stocking the base of radiation filters, don't you think? The results were acceptable, but radiation filters aren't the answer to our current crisis. Una cosa alla volta, step by step. L'abbiamo detto prima. Okay? One step at a time. Of course. I have no choice but to trust in you prioritizing skills. Allora, andiamo a vedere pure la telefonata e poi ci organizziamo la giornata. No. Ok, allora. Lena, dacci la soluzione. I think I've got something that can help you with your alters. Really? What is it? I got my hands on some tech we've been using for one of our contracts. Manda, It manda, seems it can be manda, modified manda. to your needs. It's a neural implant. What? Oh, no, Lena, I'm not a neurosurgeon, and I only have the basic equipment here. Oh, relax, okay? It's a tiny, smart device. Inserting it is no harder than Ok, vaccinating. cioè abbiamo un medico, un vaccino lo saprà I'll send fare. you all the necessary instructions. Ma come Ok. cazzo lo craftiamo? Tutto molto semplice. Tutto molto interessante. I missed your sarcasm. But no, it wasn't easy to crack this one. It took all night, actually. Ok, dobbiamo seguire questa strada qua, Gianmarco. As simple as possible for you. Non voglio fare il clone. No, no, vuoto, lasciamo. sì. Ok, come stavamo dicendo prima, non c'è alternativa, ma l'alternativa c'è. consulted a colleague. Ecco qua, l'ha detto un collega. He was in Perfetto. charge of deploying this implant for its Oggi qua original rischiamo. use. Rischiamo Nobody forte knows qua, this sì. tech better than him. Però What noi was the original non use? sappiamo neanche se lei davvero sta rischiando la The client was vita, a big company visto che questo è quello che operating ci è in the stato private prison detto. sector. They tested it on convicts applying for parole. The implant didn't just track their whereabouts. Ok. Si è bloccato? Ah no, It perché also attivando la allowed them chat to control them era in uscito other dalla ways. finestra, ok. Regulate their levels of Pausa anxiety drammatica, and perché poi si such. muoveva sì. tutto sotto. Anyway, we think we can reprogram it to provide other brain treatments. We've worked out an initial formula based on your scan results. The implant will let us apply the formula,
but also allow us to react in case anything goes Quindi wrong. anche per il futuro altre cose si risolvono. Ah, prima. Hang on a second. È Are you saying spifferato, you want me to subito implant aggressivo, tracking no? devices into my alters' heads? That means the corporation is gonna find out about them and get full access to their brains. Vedi, c'è un attimo... Realize how vulnerable it would make them. Look, I'm starting to think this is becoming a little bit too much about your alters. Ma è loro che dobbiamo salvare. You asked for a way to cure them. I did what I could. Yes, it means coming clean to the corporation, and yes, it also means giving them control. But that might actually be a good thing for you. You were never meant to command that mission. Please remember Sì, that. però lei è Don't put la too nostra much ex weight on fiamma, your ci sta shoulders. aiutando, però sempre sotto un'altra corporazione stiamo andando a finire. Non è che è cambiato tanto il merolone. Mo scegli. No, lo zii, preferisco fare un pezzo di carne che non avrà un'anima e non avrà cervello, ma non mettere una bomba d'orologeria nel cervello degli alters. Non lo so. Non lo so. No, 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 My no. alters trust me. I could Mo never do vediamo un that. attimo pure pareri, qualcosa che ci dice il gioco, ma di base io non lo farei più a sto punto. Massive inconvenience, a liability. Poi se per loro non è un Being problema, noi given possiamo Alec pure an agire easy così. way to get rid of them whenever they want. And you thought what? That you could grant them a long, happy life when you created them? They'd have to be Ecco, brought to appunto. light sooner or later. You Cioè, non è can't detto protect che your perché li alters from who scoprono they li devono are. uccidere. I'm sorry, quindi. but if you want to cure them, you'll have to expose them. Maybe. Just, please, whatever you do, don't trust Maxwell. I asked around some more, wait. and the rumors are alarming. So I need to do some fact-checking before I share them with you. Why don't you follow the instructions I'll send you? Buy lo yourself so. time and let me get Allora, back to vediamo you, se okay? qualcuno ci chiede qualcosa. Thanks, Lena. Good luck. Questo gioco è sempre vuoto e dopo il primo blocco non devi prendere scelte che cambiano il gioco. No, non le devi prendere assolutamente. Con un bel po' di dialoghi. lo so. Allora, perché mo giustamente ognuno ci deve dire la sua. Allora, scienziato è occupato che sta facendo le tappe, quindi non può fare le ricerche. Questo è l'impianto. Quindi noi basta che facciamo tot di questi e via. C'è un impianto per ogni alter. Allora, ora parliamo con tutti e vediamo un attimo. Allora, raffineria, facciamo così, togliamo tutti. Allora, tu cura lui, poi materiale almeno oggi dobbiamo stare un attimino fermi, però se mettiamo in raffineria erbotanico, c'è un po' di cazzabubbole da fare. In officina poi lo spostiamo di qua e di là quando ho finito. Qua mettiamo una fattoria di cibo appena ce la dà. Ok, dobbiamo parlare con tutti. Vabbè, voi cosa ne dite? Have you heard? We have another way to cure you. More like another way to get people pissed off around here. Nobody likes getting their mind violated by an all-powerful corporation. Il primo già ci ha detto Pip. Have you heard? We have another way to cure you. Right. Well done. Brain implants. Talk about jumping out of the frying pan and into the fire. No, non potremmo fare sta cosa. No. Lui, ma adesso tu che cosa ci dici? Looks like talking to Lena helped find an alternative solution after all. Yeah. I mean, the Ne idea abbiamo of that parlato sopra, implant già doesn't sanno i sound cazzi so nostri. great, Ah, boh, but vabbè, mi sembra giusto. I guess Lena knows what she's No, doing. no, non lascia stare. Grazie, ma farci mettere sta cosa nel cervello da una corporazione. Non sappiamo chi è il presidente di sta corporazione. Niente. I found an alternative solution to your problem.
I know. The news stirred up some emotions. What are you gonna decide? I think Sono le I prefer istruzioni to di follow Maxwell. Maxwell's instructions. The implants would be too risky for you. I'm not afraid of risk. Losing my moral compass scares me more. Gli mandano un impulso per cambiare. Che cazzo ne sappiamo di quello che fanno questa cosa? Allora, c'è solo lui nell'infermeria. Le cazzo di stare a letto lui a riposare, che l'abbiamo svegliato già noi. Shit. So it is true. Your wife told you to No, put non implants in si our può fare brains questo allora. so the corporation can track us? You're not seriously thinking about it. No, non piace a nessuna. Non piace a nessuno di loro st'idea, già ma. Of course not. I knew you wouldn't. Scontro finale, arriva l'astronave, loro con un comando ce li rivoltano contro. No, No, sì, non mi piace. lasciamo stare proprio. Allora, Quindi come cacchio dobbiamo fare invece la cosa di Maxwell? dobbiamo fare la ricerca. L'hacking del computer quantistico l'abbiamo fatto, permette di creare tabula rasa, quindi noi avendo fatto la ricerca penso che se mo andiamo qui potremmo fare tabula rasa. Forse quello là. Questo qua. Ah, Crea un contenitore biologico senza coscienza per il prelievo di cellule cerebrali. oh, sì, sì. Mi No, spiace, per carità. pure è una brutta cosa, però Però è meglio di chip nel cervello da corporation. alla fine è un'entità. Però mo se fottiamo il computer con sto fatto. Ma ne possiamo fare più di uno. E mo voglio capire che succede. Noi l'abbiamo creato. Possiamo fare più di uno. In corso, ok. Allora sì, l'abbiamo lanciato e per domani è pronto. Siamo giustamente. È brutto da dire, ma si sta creando purtroppo. Mo quando si risveglierà sarà un problema. Può essere pure che non si muove proprio, che magari è inattivo. Sì, no, perché vabbè. lui l'ha detto, ha detto il problema è che questa deformazione si attiva quando si attiva il cervello, quindi se tu non gli attivi il cervello e non scatta questo impulso per colpa del Qui dovrebbe rapidium, essere vuoto letteralmente, sì, cioè un'entità sì. priva, un manichino di carne. sì. Però che una faccia nostra. E vabbè, oggi è una cosa No, un brutto. attimo- è Ah, capitato. qua sta un pilota. Allora, noi dovevamo continuare da qua e trovare il terzo punto. Qui ci possiamo arrivare. il chip nel cervello, lo zio. No, lo zio, non si può non è fare. cosa. Brutta situazione. Sono troppo in disaccordo, se poi ci si rivoltano contro abbiamo perso comunque. Tanto vale provare sto fatto qua, fidiamoci di questo, tanto o una corporazione o un'altra ce lo butteranno nel culo, quindi volente o nolente. Allora, tu vai in cucina. Ma scusami, ma lo scienziato che sta facendo? È fermo per il fatto di ieri, di quello della quest, preparagli le tac per far vedere che è tutto a posto. Solo pensavo che si sbloccasse e si tenesse a ieri, ma deve continuare per forza per 24 ore, quindi se ne parliamo domani. Ehi? Aspetta. Ok, là dietro, aspetta, l'ho visto. Allora, lo dovevamo capire qua però. Allora, di qua. Sì, ma aspetta, mi sono ricordato. Sale qui sopra, ma per andare qui sopra dobbiamo andare di qua ed era pieno di susamielli. Almeno abbiamo 2 batterie. Ok. Dato botta, Sì. questo modo dobbiamo vedere di potenziarcelo poi. Allora, e dovrebbe essere da questo lato qua. Di qua. Allora, lui arrivava qui.
Aspetta, mi sono perso un attimo. Da qua, di qua, arrivava fino al muro e poi saliva di qua, quindi dovrebbe essere andando di qua. Il problema è che qua mo perdiamo Attento, del oggi c'è tempo. qualcosa. Quello che ci ha attaccato l'altra volta qua. Dove cazzo sta? Forse questo è il problema, perciò suona? Il minatore si è perso. Si è ripreso, quindi se il minatore si è ripreso, il minatore mi va a prendere metalli. Minatore triste, però adesso noi facciamo le stanze private per tutti, quindi starete un attimino meglio tutti quanti. Ora fanno all'officina. No, oggi deve andare per forza così. Oh, ehi. Ho finito oggi. Ho usato troppo. Allora, sì. vai in raffineria. No, aspetta. So che il medico è tranquillo. Adesso tu cucini così ci fai tanto cibo. E noi col botanico continuiamo a coltivare là. Ok, eccola qua. Allora, ci siamo riagganciati di qua. Vai di qua. E sali sopra qua. Ok. Prima abbiamo delle batterie. Noi a breve non avremo più il problema delle scalate. Ci basta 1 o 2 giorni. Allora, però noi appena finiscono ci regoliamo in questo modo qua. Pilone. The Pylons. Pilone bianco. Lo fare il set. Qua già c'eravamo l'altra Sì. volta. Sì. Ma su cosa ero stato oggi? Aspetta. Esplorando il Kleenex lo troviamo. Intanto ci sono loro. Uno. Ce l'ha un'altra batteria oggi? Sì, ce ne abbiamo 3, lo sì. Che cos'è questa roba? Minerali, giacimenti profondi. No, nebbia. Nebbia temporale. Giustamente. Cacamente cazzo. Giustamente lui continua di qua. Così. Questa è la zona iniziale. È tutta nebbia qua. Siamo uomini pachidermi. Qua, poi dove vai? Allora si è mangiato tutto È di qui sopra. Lo so Gianma, lo so. E rischiamo pure per il ritorno. Però dovrebbe essere qua sopra. Bingo. Brutta situazione. Oggi troppo si muore. Io cosa? No, siamo morti. No, almeno prendevamo cosa a te. Cazzarola. Ma non sono riuscito a muovermi. Non sono proprio vai. riuscito a muovermi. Porca la miseria. Vabbè, lo dobbiamo solo recuperare. Il sole si avvicina. Però la giornata era finita. Ok, va bene. Però ma adesso È abbiamo. pronto il tipo, lo zio. Ma adesso abbiamo lo scienziato che ritorna al laboratorio. Arrampicata gratis e ce lo continua. Lui doveva fare ricerca privata. Sì. Inizia a studiare un po' di questo e poi ti aggiungiamo questo qua e poi vediamo col potenziamento. Ok, allora così togliamoci il dente, che tanto volente o nolente le soluzioni le abbiamo avute e abbiamo scelto questa cosa qui perché non piace a nessuno l'altra idea. Yes, here it is. Ma We still need to wait a little for the brain cells to mature fully. How long? 3 days, according to the instructions we got. ci dobbiamo tenere questo ma qua dentro. Once they're ready, you can Madonna. call a meeting and communicate your decision to everybody. Ok. You Sanzionato scan the per brain sicurezza? for the mutation. Yes, it's all clear.
And the cortex shows no signs of activity, which is good. What happens then? We extract the brain tissue, process it according to Maxwell's formula, and start administering the treatment. Of course, we will have to dispose of the body. Whoa! What the fuck? No. Looks like I didn't use enough sedative. Let me No, just. lui non deve avere coscienza. Ok. Damn it. I hope it didn't activate the cortex. E se invece è così, lui non si doveva svegliare per essere What if it did? Ya, What do non we do faccene now? fare un altro perché Just hai fatto un take a errore. deep breath, okay? I've used enough sedative to put a horse to sleep. So even if his cortex did light up for a moment, it's inactive now. And I'll make sure it stays that way. Sento puzza di sgrodel, Gianmarco. Ma come mi dispiace, mo si è pure attivato Not iniziare, now, nonna when mia. we're so close. Ho seri dubbi. I know, but I'm Facciamo un having some real controllo. doubts about this. Per cortesia. Non è che stiamo giocando con i Lego, stiamo giocando con dei cervelli di alcune persone. It's a way to cure us. Still, those brain cells need time to mature. So, if you want to look for an alternative, be my guest. As long as you're ready Da with 3 it in giorni 3 per days. cambiare idea. After that, it's this or nothing. C'è una sotto questa per I can't completarla wait any per bene, questa. However brutal this is. Yeah, Mm, I get it. allora. Ah, lo so. All done. Ah, ma potevi mettere il corpettino, vero mamma mia? Ce l'hanno messo da qualche parte, già mai lo Freezer. possiamo trovare. Allora ragazzi, è una giornata di lavoro e noi dobbiamo andare a riprenderci le cose là. Intanto produzione qua è vuota, quindi tu vai un attimino in giro. In officina, tu adesso ci devi fare l'impianto a Sorata. Fai un paio di kit di riparazione. Fino a sera fine di niente. In cucina stiamo preparando cibo. Serra e sta lavorando. C'è il tecnico e se ne va a prendere un po' di materiale organico. Io al momento è qui. There's nothing more to do here. Should I move there? Aspetta, Grondel, che non c'è niente da fare. Effettivamente non c'è niente da fare, quindi dobbiamo aspettare. No, a questo punto che lavori di manutenzione, aspetta. Un po' di metalli arricchiti così abbiamo qualcosa da far fare nella base e prendiamo altre risorse. A posto. Per fine giornata 48 metalli arricchiti, 140 di materiale organico, 192 metalli. Devo prendere un po' di... Ecco qua, 196 di materiale organico, 112 metalli che tanto già ne abbiamo tantissimi. Rapidium ce l'abbiamo, minerali ce l'abbiamo, metalli arricchiti e vediamo di prenderci qualcosa. Cibo al momento siamo a posto per 2 giorni. 10 pappa e uno di questi addirittura possiamo fare il banchetto completando anche la missione, quindi ci serve il cuoco in cucina che la sta facendo. Quindi completiamo la missione, quindi bonus più pappone bello buono per tutti e siamo a Il posto. settaggio sembra fatto bene. Ok, allora a sto punto io volevo vedere Il settaggio o il settone? il settaggio del settone. Qui dobbiamo ancora trovarlo, ma ci siamo. Iniziamo a fare un attimo così. Allora, innanzitutto mettiamo un ascensore. Spostiamo gli alloggi privati qui. Loro sono 6. Ok. No, sbagliato. Mi piace metterli in basso, ma poi aggiustiamo un attimo la situazione per bene. Visto congedo con calma. Quindi una cosa poi bisogna vedere bene il peso, lo so. Sì, così tanto dobbiamo fare un ulteriore potenziamento. Ok, in modo E puoi ci togliere quello là potenziamo grande. anche questo qua. Guarda, glielo lascio perché non so caso mai possa servire per qualcosa.
Domani mi aggiusto tutta la struttura e gli faccio gli alloggi e quant'altro in modo tale da ottimizzare il meglio. L'infermeria al momento è rotta, quindi questo è un bel problema. Noi non possiamo fare più niente, ma va bene così. Vai a riparare l'infermeria. Allora, a sto punto, lavori di manutenzione. Loro stanno fuori. Vai tu, scusami, fallo tu. Ci facciamo passare un po' di tempo, voglio Anche andare sì, ad sì. esplorare fuori per sicurezza. Sì, si va fuori, si va. Perfetto, ottimo. Ci siamo già tolti grande cacamento di cazzo oggi. Ma adesso l'arrampicato ci può succhiare dei Ok. coglioni. Allora, qua a posto. A sto punto, ricerca, E sviluppo. ricerca. Facci prima il parco con panchine e poi ci fai la ricerca privata tua. Ah, cucina componibile. Così ti fai il progettino tuo, però ci fai il parco e noi ci potenziamo un altro po'. A sto punto l'infermeria funziona di nuovo e dobbiamo andare a prendere Sprotolo più, che era... allora aspetta. Adesso si è tolto il punto interrogativo perché l'abbiamo completato, però Era una zona così. era qua, che poi noi siamo saliti qua e Là. qui è successo il fattaccio. Là, della zona là. No, mi pare che Steve tutto sto coso segnato. Così, sta parte rigata. Ca, Steve. No, Era allora, là. aspetta, da qui. Adesso ti faccio vedere, aspetta. No, ma rifacciamo lo stesso percorso. Allora, di qua, dove eravamo prima. Sì, Tanto laserone, casomai c'è il problemone. sono scassati cazzo questi cosi, comunque, queste cazzo di entità. Ma adesso possiamo scalare e Mo muoverci. testiamo pure sto rampino, vediamo all'effettivo. Qui è la salita che abbiamo fatto prima con i nemici e ora non c'è più nessuno. In teoria no. Noi siamo andati di qua. Lo però adesso tagliamo. Ok, dobbiamo Siamo arrivati qua con le piante che andavano sopra. Vediamo. Sali senza problemi. Ah, A posto. mamma che goduria. Di qua poi siamo andati avanti. Ci ha fatto andare di qua, abbiamo eliminato gli altri. Questo è grande potenziamento così la scalata gratis. Dovremmo farci la tuba la E lì prossima sopra volta. là. Ok. Corri il più possibile, così corri il più possibile. Anche perché è zona radioattiva. Dai. Visto cosa velocemente. Perché prima cosa terra così si stanno facendo in lotta. Ok. Ma come cazzo ci andiamo a qua? Distruggendo questo, prendendoci il premio, Ok. tornandocene immediatamente indietro. C'è anche una zona immensamente Siamo radioattiva. morti. Ma non possiamo sopravvivere, non c'è tempo. Vabbè, comunque è fine giornata. Ciao Abbiamo Pierluigi. fatto... Buonasera Pierluigi. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, Gianma. Ora ci dobbiamo Lo so. potenziare la tuta per Basta il resistere fatto alle che le finiamo radiazioni. sempre così, secondo me ne è buono. Ok, va bene. I'm done here. Want me to take care of this now? Allora, Gianmarco, adesso abbiamo una bella possibilità. Lui mo a breve qui ci fa il parco e siamo a posto. C'abbiamo. Aspetta, perché io avevo messo la... aspetta. Prima della ricerca privata, facci un attimo questo. E noi mettiamo qualche miniere in giro e prendiamo metalli e riusciamo a fare le ultime cose per bene. Anche perché adesso, avendo fatto i 3 punti extra degli obiettivi, noi abbiamo una missione soltanto. Dobbiamo produrre 2 di questi. Quindi sono 160 metalli e 160 minerali Per 2. per 2. Organizzare la missione, liberare il passaggio e continuare il viaggio, perché sennò sono cutscene. Sono molto cutscene. Allora, noi abbiamo la fattoria di cibo da poter mettere in una zona organica, quindi direi, visto che comunque è mattina, e il mattino si sa ha il pertugio in bocca, noi da qui abbiamo tutta la zona qui dove potremmo mettere già la miniera e già ci sono anche i cavi. Se noi usciamo da qua
e ce ne andiamo. Ok, completamente di spalle, quindi di qua. Ok, fammi vedere la mappa per sicurezza. Ok, c'era la zona qui che avevamo trovato la volta scorsa. Allora, intanto c'è un po' di materiale organico che male non fa. E noi mettiamo fattoria di cibo. Fattoria di cibo. Ah, ok, non va messo esattamente sulla mia, ma basta che sta nella zona qui. Ok, buono, fatto. Ok, allora. Abbiamo una fattoria di cibo, quindi almeno al giorno 3 di cibo crudo li prendiamo e sono anche potenziabili. Ora però possiamo scegliere come sfruttare questo nuovo punto. Allora, potenziamento della tuta. Aumenta la capacità delle batterie della tuta 8 barre e la resistenza alle radiazioni del 20%. Possiamo fare avamposto avanzato per metalli arricchiti. Possiamo fare conversione ALX in minerale e l'efficienza di conversione dell'ALX. Farci o gli avamposti metallici che si occupano solo del metallo, che vanno il 30% più veloci, o che gli avamposti automatici lavorano l'equivalente di 9 ore di lavoro di un umano. Fanno 2 ore in più. Ma non c'è qualche altro avamposto automatico per qualcos'altro? Perché questo leggo che è per i minerali. Che cos'è? Avamposto automatico. Sì, però con questi possiamo prendere quasi tutto. E questo proviene da qui e qui possiamo prendere tutte le varie risorse. E per i metalli arricchiti, visto che hanno le radiazioni, devono essere eseguiti un attimo in un certo modo. Però puoi aumentare l'estrazione, che questi valgono come bonus. Se ne prendi tanti, però ti becchi le radiazioni, tu li puoi scomporre in altri materiali. Quindi se tu migliori al massimo l'efficienza, ed è vero che devi andare fuori qualcuno a lavorare, però invece di prendertene 20 all'ora, te ne prendi 200, lui sta un'oretta fuori, ritorna e tu c'hai il deposito pieno. 25, Lozzi, invece di venderne 20, te ne prendi 25. Però comunque è un incremento, ma ti ho portato numeri così. No, sì, per carità, dico, non è un aumento esponenziale. No, assolutamente è un aumento molto minimo. Possiamo fare il modulo magazzino grande e quindi organizzarci al meglio i depositi. Scudi del modulo per mettere protezioni e farli durare di più. Quindi questo poi va fatto per tutte le strutture per stare tranquilli. Fattorie di cibo efficienti, aumenta l'efficacia delle fattorie alimentari a 6 cibo crudo al giorno. Questo buono, ma dopo, non adesso. Espansione della base, 4° livello. Espande anche la dimensione del serbatoio di materiale organico a 800. Io direi, visto che dobbiamo partire, abbiamo aggiunto cose, iniziamo a fare questo. Vai, ti trasto. Di qua, e poi dobbiamo pensare nel frattempo dopo per come si mettono le cose e che cosa Comunque fare. dobbiamo fare la tuta al più presto, Lozzi, che ormai quando andiamo fuori veniamo scopati. Allora, serve sicuramente un po' più però a di questo resistenza. punto noi possiamo anche fare... scusami, perdonami, a questo punto, minatore, invece di fare sulla stazione vecchia, fai su questa qua avanzata, così prendi più materiale organico. Allora, avamposto di metalli arricchiti, e sono quelli là per scomporre il tutto, metallo, e dobbiamo vedere di potenziarci il metallo. Ok, allora oggi siamo messi abbastanza bene. Il punto è mo qui cosa fare. Mo che ci esce, rimangono 7 giorni, dobbiamo calcolarci precisamente quanto tempo ci mettiamo a farci i materiali giusti per fare quelle 2 cose che ti servono. Sì. Perché sennò a mare setta nada volta. Allora io direi facciamoci 3, no? iniziamocela a fare. Materiale organico abbiamo messo mo il minatore su quella più perforante, quindi facciamo così.
Sì, però la cartuccia ma non penso ci serva, abbiamo rotto le cose. Quando siamo nella prossima zona, visto che costano poco, già ci troviamo che possiamo esplorare e senza che Sì, andiamo fatta avanti roba, con però. problemi. No, preferisci. E poi Cibo, dobbiamo non lo vuoi fare mettere l'impianto uno per di cervello? questo. No, grazie. No, grazie. Mettiamoglielo allo scienziato, così fa il cesso. No, non Ah, per penso. piacere. Allora, noi dobbiamo fare 2 di questi. Però ci servono anche metalli a sto punto. Adesso mi posso fare stronzo. Allora, visto che ce ne sono un bel po', botanico, vai qua. Prendi minerali Ma questo avanzati. non sa manco che cos'è l'esterno. Vabbè, mo sta quello girando vale un pochino quello il poi ci mondo, contamina sta le girando un piante. pochino il mondo e sta vedendo un attimino com'è la situazione. Allora, noi possiamo prenderci comunque delle risorse a sbafo, quindi perché no? Guarda come trapana il No, ehi, gioco, ehi. Allora, noi a questo punto ci possiamo muovere come delle gazzelle. Per quanto possibile. Però aspetta, ci può essere Pippo Baudo all'improvviso. Opla. Allora estrai, deve passare pure il tempo. Ecco qua, a posto. Questo era un omaggio. Visto che quelle le possiamo appoggiare dove vogliamo e poi quando ci trasferiamo in una nuova zona, Le raccoglie tutte, credo? sì. Allora, noi col cibo siamo a posto, vediamo un paio di giorni, se no fare un'altra fattoria e metterla lì, tanto poi ce la prendiamo e la mettiamo nella zona nuova. Se abbiamo delle braccia in più e possiamo Però si gestirci dice pure un meglio. rapidum questa cosa, vabbè, capito. 50 di quello e 100 Di Ravidium 100 ce ne metalli. abbiamo, al limite vediamo di fare qualche estrazione qui. Tutti altri metalli Allora. andiamo, scendiamo a Anzi, facciamo proprio così. Un po' di Rapidium è qui. Abbiamo proprio qui sopra la stazione per il Rapidium, dove possiamo fare la miniera. Ci basta da dove siamo salire alle nostre spalle, salire qui a sinistra, prendere un po' di Rapidium e poi continuare sopra. C'è anche un muro da rompere, peraltro. Dove? Poi dove stavi prima là sopra, guarda. Ah sì, questo qua di prima che poi non siamo riusciti ad abbattere. Aspetta, ora ci facciamo tutto. Allora, Vediamo che passaggio a gratis, che bellezze. Mamma mia. Questo forse è l'upgrade più bello di sempre. Noi dobbiamo andare di qua. Ehi. Wow. Caricato sicurezza. Diventano aggressivi quando inizia a sparare. Ricordi all'inizio avevamo paura di passare No, tra due di loro? All'inizio ce li cagavamo proprio, a un certo punto siamo iniziati a passare in mezzo come se nulla fosse. Il momento di passare di lato è finito. Però Se non ero con me che te diceva ai tempi, lo zio, sai, esagera, tu saresti rimasto una questa parte è bloccata, non si può andare avanti. È vero, bisogna usare di più in alcune Perché occasioni. sei un fusil e poi E anime, anche questo è vero. Poi un nuovo anime di Netflix, fusil si chiama. Proprio questo è il titolo. Lo dici tu? Non ti fidi? No, certo. E non Stai dovrei. dubitando della mia Non forse avrei proprio parola? nessun dubbio in merito. Vuoi forse fare il mentiroso? Ai ai ai? Con un po' di minerali. Volevo ben dire, anzi volevo ben bene. Sono veramente fortissimo. Avamposto automatico, ricerca completata. Quindi, ma adesso tu questo uno ce lo fai. Sì. Lo mettiamo qua. Sapete dove stiamo facendo la base per il Rapidium e ci mettiamo là e lui tu vada su e vada solo. Quante ore di lavoro faceva lui? Allora, Era non lo so, 8? questa è la versione da 7. 7 ore, giusto, era solo una. Allora, abbiamo un po' di tempo per aggiustarci il tutto, noi dobbiamo soltanto salire di qua. Medico ha finito di cucinare e abbiamo fatto anche il banchetto, quindi abbiamo completato tutto. Riusciamo pure a muoverci verso altre cose. Allora, tu fai espansione della base a questo punto e È arrivato il momento così.
No, ci stanno a shottare proprio subito, immediatamente il gioco. L'unica sai, però almeno 8 batterie per sparare, già ne fai fuori 2 senza ricaricare, Down here. che non è male. This now. Forse pure 3, se ti riesci a gestirtela bene. Mi dice che qua tutto a posto. Guarda. Più che altro è solo un upgrade per la tuta. No, poi ci sono le altre cose che da questo poi possiamo sbloccare, anche che noi iniziamo ad attaccare meglio. Gianmarco, aspetta. L'attacco migliore non è male. Aspetta. Attacco, raggio, densità, portata, consumiamo meno le batterie, scudo anomalia, quindi prendiamo piano per questi mo li possiamo fare a gratis col tempo, non servono altri potenziamenti. Calma. C'è il potenziamento della tuta 2, ma Eccolo. servono 2. Questo che fa? Aumenta la capacità a 10 batterie La resistenza al 50%. e in più ci una sblocca minaccia. inversione del cancello energetico, quello che ci consuma le batterie e lo disattiviamo, quindi ci possiamo muovere senza che perdiamo batterie, e un altro scudo anomalia, quindi in totale ne possiamo avere 3. Questi lozzi andranno No, lo sì, ce la stiamo facendo, ce la stiamo giocando bene. comunque confermato 27 19 e 30. Cosa? 27 27 luglio. alle 19 e 30. Ok, Number 4. non ho capito. Ah, ok, adesso ho Stavo capito. cercando una canzoncina, ma una salsa. Ok, no, adesso ho capito, ok. Però la versione più piccola sono 4 di No, loro. ok, ho capito, ho capito. Adesso mi è tutto chiaro, ok. Purtroppo sono orari di merda ormai stanno. Vabbè, però ci però è riusciamo, domenica, ci quindi riusciamo, siamo dai. nel ciclo almeno. Allora, iniziamo col togliere qua, Ho mandato un perché messaggio al dottor Mercury oggi, io fa procedere. c'è un paio di messaggi da controllare. Ho risposto a tutti gli auguri di ieri. Giustamente. Ho dimenticato solo il messaggio di mia zia sopra e mi ha fatto il cazzo. Non hai risposto a me. Ho risposto a un sacco di messaggi ieri. ma si A messo Schiappare un l'unica persona che. a chi vicino poi tra l'altro. Porca miseria. Va bene. Quando uno si impegni esce sempre il problema, ma l'importante è risolvere. Giovedì sta pure tanta, dai, quando arriva giovedì. Già sapevo che No, in succede. realtà era di qua. Il brodolino. Sarà brutto, dove sei? Sto colorando tutta la zona. Ah, giusto per farti fare pure una risata, se vai sullo store della PlayStation, in Azuma Eleven porta che esce ancora il 22 agosto. Nemmeno la Sony lo vuole cambiare perché ha detto no, Possiate basta. essere maledetti Voi nella siete dei vostra ottava pusillani. generazione. Cioè, io boh. Allora, Lozzi, passaggio liberato serve soltanto che quello completa la miniera e la possiamo mettere. Così vediamo se funziona qui o comunque ci facciamo il collegamento per qua. Allora, iniziamo a fare una prova tecnica, lo sostituiamo. No, non ci abbiamo neanche più gli avamposti Ma fanno normali. dei pilun, cioè pilun avampostato. I piloni, i pylons ce li abbiamo, quindi quelli ce li possiamo iniziare a portare da qui. Vabbè, fatto collegamento. Allora, scendo un attimo. Tanto ormai è gratis. Allora, i piloni sono lì. Ah no, c'è il fatto che da qua sotto non passa, così. Allora, Fai il giro, dobbiamo fare un attimo gli architetti. manca a passa, mi sa, così. No. Allora, ma aspetta, facciamo così. Facciamo così. Ah. Ragioniamo in un altro modo. Sala comune degli altri relegano una lista di cose da fare. Ragazzi, aspettate, mo veniamo anche perché noi a tutti leggere. insieme? Mannaggia. Tanto, Se no fa una cosa, lo zio. Mettilo qua sopra. Allora, mettine uno qua. allora, voglio vedere di metterne uno qua per avvicinare e vedere di Mettine uno mettere il qua segnale. e uno mettiamo la coppa. No, aspetta, lo zio. Aspetta, se io lo metto qua, forse riesco a prendere dall'altro Ma qua lato, tiene ma è però, no? inutile. No, e voglio vedere di metterlo in modo tale che riesce a passare sotto là. Così. Una cosa del genere. Non è che è troppo No, alto, è matematico, vabbè, non può passare. Lo devi mettere qua sopra, lo zio. ma io non posso andare qua sopra. Tu qua c'eri risalito prima, vai di qua a sinistra. Aspetta. Qua sopra. Ah, aspetta, dove stavo prima, è vero, no.
Sto pensando che sta finendo la giornata e dobbiamo Sì, muoverci, sicuramente. altrimenti c'è un problema. Nel bordo dove eravamo qua, proprio qua vicino. Che stai dicendo? Pezzi di merda, di Emerocchi. Grazie. Bastardo, sappetto la 3. No, lo zio, il piano... Ah, ma non si collega proprio a casa, cioè non avremmo manco il lato pilone. No, allora non si può collegare a casa, oggi si ha da fare un giro enorme, può collegare. Se si può fare in Allora, qualche lui modo, ci ha ma... terminato la cosa, non ancora perché è finita la giornata, Ma poi no, torniamo dobbiamo a casa, tornare indietro. Andiamo a casa. Abbiamo al massimo niente perché sta per scattare le radiazioni, però, sì. però qui serve un attimo una cosa. Quello si può fare, perché se no... Ok, andiamocene in questo modo qua. Corri sbrodolino, corri, come iniziano le radiazioni, ma prima fai così, metti un pylons qui, Oh shit. Oh shit. scendi. Allora, se ti dico che non ricordo dove dobbiamo andare, Apri la mappa, siamo venuti scusami. da qua, siamo venuti da qua. Ah. Aia. Il punto più vicino ce l'abbiamo, di qua scendendo e andandocene da qua, è collegato. Eccolo là. Scendi qua, scendi. A posto lo zio. Fatto. Easy claps. Allora, ragazzi. Ah, sonnellino dell'infermeria. No, stasera. che sonnellino, lo zio. Prima No, che dico, sonnellino, andare poi a dormire nell'infermeria stasera. dopo si va a dormire. Noi ci abbiamo il film. Ci abbiamo il filmozzo, futura ex ragazza. Dai. Jenna viaggia dal futuro per assicurarsi che Phil salvi l'umanità. Doveva davvero portarsi un accompagnatore? Ragazzi, è il filmozzo del settozzo. Motiviamoci. No, me la Are we watching this or what? Yes, we are. Yes, I just want to make a few more quick tweaks. to the Questa è device. l'abitudine. I think we're close. I'm sure. I am. Sei proprio I'm Phil, not sei starting a tu. 2-hour movie at midnight. All right. Well, then just give me a minute to pirate down. 1 minute, and then I'm coming up there and dragging you out. Okay. Oh, un portalo. Ah. Phil, there's no time to explain. Oh, you said I have 1 minute. Phil, I need you to listen to me carefully. Sai, se fai X come si vede, lo zio? 6 years ago, Facci aliens tutto arrived on film. Earth. They consumed all of our Mi natural piaceva resources vedere and gli alters Mi da piace fuori. vedere i capocchioni. Così, stiamo vedendo il film tutti insieme. What's that? Is that real? It doesn't have to be. I've traced the sequence of events this exact moment in time to your device. We use the alien tech to come back to make sure you activate it tonight, but you need to listen to me. You need to do exactly what I say when I say it, so we get this done before my past self comes up those stairs in 60 seconds. The fate of humanity depends on you. Man. Glad to be here. Got it. And who are you? This is my partner. Scusami, tu Hi, it's nice to meet you. I've heard so much about you. Okay, so, Phil, your leftmost node on your module. You need to Shit me. I die, and then you have to move on. That's you're being. no, really non sei brave. neanche morto. No. Aspetta, non è No, morto. care of her, man. Non è She's- morto. She's a very special lady. She means everything. No. To me. Wow. How do I die? Is it because of my device, or is it because the aliens get me, or it's heroic, right? You don't die. You're not dead. You're like a teacher or something. I don't know. We haven't really talked in a while. Jesus. Okay. Proprio appendimento totale. Okay, that node, you're gonna move One sec. Love you. So we break up? Please, Phil, hurry. The fate of humanity. I'm gonna do it. I'm gonna save the world. I'm processing a lot right now, and I would like us to discuss this. Okay, well, we have. You have. I will have, but I have not. Is it a mutual thing, or It got to a mutual place. why do you? Non ha tutti i torti. I don't know. We weren't communicating that well anymore, and sometimes you can be a little petty. I'm petty. You know, honestly, things got a little crazy when the hive ship destroyed San Francisco. I'm not petty. Okay. You know, In che sometimes senso people, la nave Eh no, beh, è futuro, già, ma cosa è I futuro? think they just kind of need to separate to kind of find that freedom by themselves, you know. Thank you, Come guys. metti un po' d'acqua. Thank you. Come no? Okay.
Yeah, Thanks. but Thanks. You know what? I feel like I would feel much more comfortable working if Gunnar weren't here. No, It doesn't have to povero be more Gunner, between the two vero? of you. I told you I shouldn't have come. No, babe, it's not you. Yeah? Yeah, I need you here. I need you. Yeah. Phil, listen. This is the pettiness I'm talking about. You have a chance to save humanity and most of Europe, but Oh, instead... cool. So now you care about my work. Got it. What's that supposed to mean? Nothing. It's just interesting that now that it's going to save the world, you care about my work. But a couple days ago in my timeline, you didn't seem like you fully supported it. You were talking a lot about, like, is this worth the effort? Do people really need a distress beacon / electronic toothbrush? Which I think they do. E sta cosa sta salvando il mondo. And they E need a way to tutta get l'umanità. all they have Vabbè, with them is a oh, toothbrush. I mean, ma il mondo è bello anche per You were just questo. being very negative about, like, am I even ever going to finish it? Which I will, so... Well, I mean, I was right. I'm going to finish it. I'm from the future, and you don't. I'm going to finish it right now. Because I'm back here making you! Maybe we just take a breather for a second. Okay, Gunnar, can you please stay out of it for a second? You realize if we change the future, you two might never even meet, so... Well, funny enough, we actually looked into it, and most timelines we end up together. Okay. Ah, è proprio... Yeah, va if I bene, do this. va bene. No, wait! Oh, what? Okay, what if Cambiato I... il futuro e si sono già sposati. È pure incinta. Oh, what the hell? Ah, We need to move. Okay, out of my way. I don't get the rules of this. I'll do it myself. I'm not sure. I need a bio. no, deve fare la pipì intera. Devono mettere i bagni vicino alla stanza comune, lo so. So Jenna said you're from Michigan, right? Originally. Yeah, I got family in Grand Rapids, so that's crazy, That's, right? yeah, cool, man. Yeah. It's done. It's transmitting with enough time to reach the fly-by-by system. We're finally gonna get the help we need to beat those gray bastards. Yes! Hey, get your butt down Oh, here! time's up. We gotta move. Here, take this in case we need to contact you again. Seriously, brother. It's a real pleasure to meet you. Yeah, good to meet you, man. Take care. And you know, Phil, I know whatever's gonna happen between us is gonna happen, but you're a great guy, and I'll always care about you. And that thing over there, I tweaked like the smallest thing, so really, you saved the world. And I would honestly like to catch up sometime. I miss you. Mo, comportati bene, no? You alright? Yeah. One more thing, yeah. Phil? What is that? Yeah, just over Oh, here. it's, Sorry. um- I'm sure this goes without saying, but if you could just not tell anybody about this. Who is that? Oh. Hi, I'm Gunnar. Jenna. Ma eccola. Hai fatto guarda. Ma no! Ti sei autopillato Ma da so, no! potevi risolvere Wow, tutto. you've Niente. really welcoming eyes. Oh. Vabbè. Do you get that? I mean, I don't know. This is so weird, but I like already feel so comfortable talking This to is you. so weird. This is so weird. Right. This is so weird. Are you guys friends? No. Right. E vabbè. Comunque sono dei cazzo di maestri con questi film. Va benissimo. Allora, andiamo a dormire nell'infermeria a sto punto. Nuovo giorno. Tanto dovremmo mettere il minatore un po' in infermeria, così. Sta bello ciccione di Ok, radiazioni. ma mo vediamo di fare un bel po' di cose. Sta a metà radiazioni già. Ah, però perché ti era venuto a soccorrere lui. Allora. Ma visto che siamo andati avanti nel gioco, mi sembra giusto festeggiare. Allora, Allora, mamma vostra. Oh, papi. potremmo provare di nuovo nel frattempo come siamo messi. Pasto cotto 13, va bene così. Ci mancano i metalli. Allora. Porca sì, troia, vai, Ma stonata. Salamanca. Allora, minerali avanzati.
Dobbiamo vedere di fare un attimo una cosa. Aspetta. Dobbiamo giocarcela così solamente. Allora, All done here. Should I help with this now? allora, a sto punto in cucina non c'è niente da fare. Ecco qua. Prepara 50 di cibo, così tra una cosa e l'altra li puoi fare. Cucina, il banchetto è stato fatto, pasto cotto, tutto a posto. Il pasto cotto, se dà da mangiare a tutti, a noi ci conviene concentrare la cucina su quella. Per fare il banchetto ci conviene tenere un attimo più basse le risorse qui, quindi teniamo un 6 di questi sempre a disposizione con 10 pappe e 5 banchetti pronti, che effettivamente noi adesso li potremmo anche fare. Ok, iniziamo così e vediamo un attimino se gira il tutto un attimino per il meglio. Allora, voi prendete qua materiale organico, l'abbiamo consumato. Noi fuori dobbiamo fare. I'm done here. Want me to take care of this now? Era da risolvere la situazione qui. Allora, a sto punto, mentre prendete le cose di qua, avamposto avanzato per materiali non metallici, ne faremo un altro per far prendere più minerali. Filtri ne abbiamo, questi li abbiamo, batterie li abbiamo. Paradossalmente qua siamo messi abbastanza bene. Sembrerebbe quasi un viaggio di piacere, Gianmarco. Allora, noi adesso dobbiamo andare in base a dove siamo. Ok, quindi di qua e di qua. Allora, facciamo vedere un attimo se riusciamo a fare la situation qui. Allora, dai, facci solo un miracolo di qua per piacere. Vediti per qualche motivo. No, dove cazzo ce la passiamo di qua? Allora, qua non si può perché c'è la montagna. Di là quello si collega, ma noi lo dobbiamo passare di qua. O da quest'altro lato. Però non ce la fa col cavo. Un attimo una cosa. No, però c'erano. Non mi sbaglio, nella ricerca. Questo è il pilone hub. Dove c'era una cosa per dei piloncini? Allora, aspetta, proviamo effettivamente con questi qua, magari riescono a prendere meglio il segnale in qualche modo. Allora, vediamo un attimo una cosa. Perché da qua ci dice di metterli, il limite è lì, il problema è che lì sotto non ci arriviamo. Ne metto uno qua per sicurezza, tanto ne abbiamo 5 di questi super potenti.
questi hanno davvero un bel raggio. E da qua l'unica cosa che potremmo pensare di fare è che se muovendoci scatta qualcosa magari di là. Andiamo a vedere dall'altro lato un attimino. Aspetta un attimo. Sgrondels. Fatto già ma risolto. Yeah. Qui però non lo metti. No, dai, gioco. Fare il cazzo, dai. No, quando non lo metti diventa arancione. Ma che non ce ne ho più, aspetta, mi devono fare un paio. No, dai. Fai pilone, fratello, aiuta un fratello. Allora, come se posso sbloccare qualcosa da qua per ottimizzare qualcosa. A questo punto uno ce lo possiamo prendere da qua un'altra volta. Allora, a questo punto di qua no, mi conviene portare l'energia. Oddio, non tanto, perché alla fine di qua non c'è niente. E questo qua già è inutilizzato. Take the pylons. A questo punto non serve neanche questo. Non serve neanche questo. Che bello alzarsi sulle montagne senza spendere batterie, madonna Questo mia. è stato l'aggiornamento migliore della Madonna vita. mia. Allora, noi qua mettiamo innanzitutto l'avamposto automatico e non si mette che giustamente non c'è ancora energia, quindi devo risolvere prima di là. Ok, ho capito mezzo come spostarlo prima che ce ne andiamo, perché c'è qualcosa là dietro. Dai. Tanto abbiamo 5 batterie e non ci servono batterie per salire. La combo è perfetta. Allora, ecco qua. L'abbiamo collegato con quello laggiù. Abbiamo fatto un cazzo di collegamento assurdo. Oh, quello, buona Non sedia. suare, quello. Tutto bene. Il pianeta non ci sta ancora battendo, per fortuna. Cioè, ci ha sconfitto 2 volte che i nemici oramai come ci toccano, perdiamo, ma stiamo ricercando il potenziamento per la tuta a livello 1. Però per il resto ancora tutti vivi e problemi. Problemi e tutti vivi. Un circolo vizioso. Allora, a sto punto avamposto automatico. No, tu qua non vai, quindi per questo non vai bene. No. Ok, allora ragazzo, aspetta un attimo, perché sennò ci roviniamo tutta la situazione. Allora, non fare i piloni perché 3 li abbiamo recuperati. Tu dici che sei per il Rapidium ed è quella che ho io. Forse aspetta, specie il pilone che dà fastidio nel mezzo. Ecco qua, c'era il pilone che dava nel mezzo. Ok, Gemma, miniera automatica di Rapidium che si autoprende da solo. È questo. Allora, Avete. la call importante come è andata? Non c'è stata quella call sotto un certo punto di vista, ma abbiamo avuto un'altra call, un'altra comunicazione di una certa importanza e ci sono stati netti miglioramenti col programma per oggi, quindi le cose sono andate bene oggi. Quindi ringraziamo chiunque ci sia dall'alto che ci ha dato una mano
durante la giornata. Qui anche ce la stiamo cavando. Come missioni abbiamo? Aspetta la riunione, scegli tabula rasa. Ho 2 opzioni, ma entrambi potrebbero essere gravi conseguenze per i miei alters. Non credo di poter accontentare tutti. Allora, Giamma, noi non possiamo tornare indietro. C'è il botanico che ci vuole parlare. Mi hanno pisciato, ma è andata bene lo stesso. Sni! No, che ci hanno pisciato. Chi ci ha contattato non era quello che ci serviva, quindi stiamo aspettando altre comunicazioni, ma è nata un'altra sorta di comunicazione e stavamo parlando con alcune persone che non ci aspettavamo di parlarci in nessun modo, quindi no, non abbiamo avuto ancora la delusione, non c'è stato ancora detto no, eccetera eccetera. No. Vento del cazzo giusto sul dito, che già mi fa male, tra l'altro. Ce n'è 5 a disposizione. Butto un po' anche dall'altro lato, porca la miseria. Un po' colpa. Allora, torniamo un attimo alla base. Allora, officina, lavori di manutenzione. Effettivamente adesso in officina, quando non abbiamo i materiali per la torretta, e noi già una la possiamo fare, non abbiamo nient'altro da fare, quindi allora facciamo il terapeuta, va un po' a prendere il metallo, il tecnico si fa un pochettino di manutenzione. Noi vediamo se possiamo mettere Air Parco per i ragazzi. Oggi prima parco, eccolo qua, un modulo in cui i membri dell'equipaggio con la giusta predisposizione possono abbandonarsi ai propri pensieri. La ricerca ha dimostrato che anche solo 20 minuti di contatto con la natura aiutano a ridurre lo stress. E non è male, questa cosa non è male, solo dove ti metto? Ti metto mettendo un ascensore qui, mettendo il parco qui a sinistra. Ecco qua, ho messo anche un bel parquet, ma là che bello, va là, c'è una panchina, c'è un ologramma di un bel parchetto, tu vai qua, vi rilassate e no, ragazzi, il cazzo. Allora, diciamo che noi allo stato attuale con solo 10 di rapidium possiamo anche fare la seconda arca, Giamma. Però dobbiamo sbloccare il potenziamento e prendere un botto di risorse, che poi abbiamo 2 bagagli dietro da portarci. Allora, a livello di ricerche, espansione della base, deve finirci questo almeno, così già ci facciamo quella grossa e iniziamo a immagazzinare un pochettino in più di cose. Da esplorare noi non dobbiamo fare effettivamente niente, salvo prenderci qualcosa in giro per far passare il tempo. Cazzo di guai è che siamo andati ovunque. Qua il passaggio lo abbiamo comunque liberato, di qui è per fare la zona dove dobbiamo andare dopo. Un po' di qua, no, ci serve la ricerca finita. Nel frattempo cuciniamo un po'. Ok, allora vediamo il pacchetto com'è. Guarda, oggi lo volevano tutti. Tutti qua stanno. It really Tutti qua hits all stanno. your senses. The sound of the birds Tutti. chirping in your ears, Ottimo. the summer breeze on your Ottimo. face. Quite the immersive experience. Abbiamo fatto anche un Not to altro mention ricordo the chiaro. stench of mold in the air conditioning. Well, it can't all be perfect, can it? Apparently not. So, I was wondering, how much more did I not know about Mom? What?
Well, it seems you got to know her better after our lives separated. I'd love to know what you talked about on that bench. So, this is what it's all about, huh? You just want to sit down and make up for lost time. That's not the way it works. Ok. Ricordo chiave creato. Ottimo così. These... What do you Ok. mean? You don't get to just collect a few nice memories and pretend you lived my life. Made my choices. You chose the easy way back then. You want it easy now. Cioè, tu pensi di essere migliore di noi? No, no, io lo direi io. Me ne pento? Mi O dispiace. non è stato affatto facile? Non ha preso scelte facili anche quello che noi utilizziamo principalmente. Forse andrei con la seconda. E me What ne if I pento. told Va you that I bene, regret it? va bene. Do you? Non gli è piaciuto. Or are you just lying to yourself? Because it seems to me that at the end of the day, you're always thinking about yourself. Aspetta, ci stiamo facendo un mamma cuore. mia, vabbè. Stiamo facendo un cuore così per Here I tutti, am, quindi con scared calma. of dying because of your decisions, and all you want is to hear more about Mom. My decisions? Yeah. You created us like this, like No, some dai, kind of dai, freaks, messing with our dai. brains so much. I mean, it had disaster written all over it. But you preferred not to see it. You haven't got a clue how to cure Ma us, do dovevo you? morire sull'astronave You just sul pretend pianeta you care, sconosciuto. because you need us to get back to your lousy life. Hey, you can deny it all you want, but I'm still waiting for a reason to believe you've changed. And all I'm seeing is the same guy who left Mom because he was fucking selfish. Spero di poterti dimostrare il contrario un giorno. Saranno i fatti a parlare per quello che stiamo facendo qui a sto punto. I hope I can prove you wrong one Non day. dire che litighiamo pure adesso. Then you better step Sì, on sì, it, va bene. because I don't think we have much time left. Ok, ma noi la soluzione l'abbiamo trovata. Noi ci abbiamo la quest a sto punto che tra 10 ore dobbiamo aspettare di fare la riunione. Ok. Ah, dovremmo fare questo. L'ho fatta prima, credevo si fosse presa a sto punto. Prepara il banchetto. Allora, quindi faccio controllare un attimo di là. Questa è la seconda officina che a sto punto, visto che abbiamo una certa velocità, no, boh, teniamocela al momento, casomai dobbiamo fare degli oggetti veloci. Allora, mobiloni, the pylons no, per viaggiare così ci servono 600 di materiale organico che antani si riescono a fare. Una sigaretta lo zio. Io la ringrazio indistintamente. Sono 49,90 €. Minchia, è aumentato tantissimo il prezzo. E il petrolio costa lo zio. Ho capito, ma a me serve una sigaretta, non serve tutta il barile di ora si fanno petrolio. col petrolio. E allora mi sa che mi toglierò anche il vizio di fumare, anche No, sei non costretto. considerando il fattore salute. No, sei costretto. Praticamente tu firmi un Costretto, modulo quando aspetta, inizia. no, non ho firmato e niente. Fidati che l'hai firmato. Ho letto Vincenzo, te l'ho letto. C'era scritto, c'era pure la tua foto vicino col dito alzato. Così. No, Io l'ho visto. Fidati di stanno a me. fare fotomontaggi con l'IA, già ma non Ho capito, ma c'era la polizia questa cosa, così. Mo lo fai. c'è una foto falsa allora, che ti devo Ma dire? era, ma io mi ricordo quando l'hai fatto. Io c'ero quella Vabbè. sera. Io mi ricordo, fidati di me. Perché dubiti della mia parola? No, ma che Tu tu? non ti fidi. Ma ci mancherebbe altro, Gianmarco, ma Tu quando mi odi solamente perché sono asiatico. non ti odio perché non sei asiatico, non ti odio se tu fossi asiatico, non ti odio in generale, quindi Tu stai desumendo che io non sono asiatico solo perché non assomiglio a una persona asiatica. no, Mi stai perché ferendo? Sì, ma conosco i tuoi genitori, ho visto, e non hai radici asiatiche, altrimenti
me ne sarei Sono reso per un conto. 16esimo. Va bene, allora ti tratterò nello stesso modo come ti ho trattato finora, visto che non cambia niente. Ci mancherebbe. Scusami, meglio di così non Tu sapevo l'hai come visto Ghost dirglielo. of Tsushima? Io sono parente a quello, Auguri. al 16esimo. Quindi tu hai desunto. No, non Tu ho desumi. Oggigiorno non si può desuntere niente perché sennò c'è il problema. Vergogna. Allora, oggi dovrebbe esserci la riunione, quindi tra 22 ore. Ok, prima erano 10 ore, poi è salito, va bene così. Noi a sto punto dobbiamo aspettare per forza che ci aumenti la ricerca, quindi per far passare un po' il tempo Potremmo giocare a Mahjong. non credo. Non c'è? Credo. Sono Devo molto vedere se bravo. si sono personalizzati le stanze personali, gli alloggi privati. Vediamo. No, al momento sono tutti identici. No, sono tutti uguali. Ok. Ernesti. Vediamo quelli di sopra, magari quello che c'è da più tempo. Al momento sono tutti identici. Vabbè. Oh, noi gliel'abbiamo dato, Ci Poi stanno, non cagate il cazzo. dite che siamo noi. Forse dobbiamo togliere il dormitorio. Non lo so, magari vanno a dormire ancora là. Allora, aspetta. Ora vediamo un attimino qua, tanto abbiamo il tempo un attimino più a nostro favore oggi. Comunque a chi diciamo fatta panchina o parco e ci ha fatto un ragazzi. Questo modulo è un dormitorio per 4 persone con comodi letti singoli a aria condizionata. A questo punto ma sì, guarda, non è successo niente appena lo togliamo proprio, così ci togliamo 4 anni, viaggiamo un po' più leggeri. Modolopoli, mettilo qua. Questa al momento ce la teniamo. Magazzino piccolo. Sala comune, una sedra, no, questi qua. La palestra non l'abbiamo messa. Non abbiamo fatto la palestra. La palestra O fa palestra. è un segreto. Facciamo la Tu palestra. vuoi stare bene? È un No. segreto a palestra. Fai la palestra. Capito. Iscriviti a una Già palestra. sto facendo la dieta, già fa pure la palestra. Ecco qua. A posto. Via. Salito di 12 punti con quello che abbiamo recuperato e c'è ancora l'altra officina da togliere. Alcuni dei tuoi alters sono abituati a tenersi in forma. Questi alters trascorrono il loro tempo libero nella palestra, dopo l'allenamento ricevono una piccola carica emotiva. Va bene. Tutto per aiutarvi a stare più tranquilli, ragazzi. Allora, noi abbiamo un po' di cibo, un po' di situazioni, un po' di tutto. Ci servono i crisantemi qui dei miei talli per fare la turetta. Come, prego? Io l'ho detto di proposito per vedere se stavi concentrato e stai attento. Devo fare la in due modi, torretta. o come la malattia o come il killer. No, la torretta, anzi, dico il nome esatto, la torretta di neutralizzazione. 2 torri sui lati opposti del canyon possono neutralizzare l'anomalia gravitazionale. Ogni torre deve essere gestita da 2 persone. Quindi, visto che ci servono tanti metalli, Tanto metallo. tanti metalli, Metallovano. tanti metalli, Bastardo. bastardo, tanto metallo. Pollone. Questo è quello non metallici, no? Che l'altra ce la dobbiamo fare. Quello suca. Quindi al massimo si dovrebbe mettere un'altra là, no? Quindi al momento dobbiamo potenziare con delle stazioni base anche di metallo. Allora adesso Giovanni Frizzantino va qui, così prendi 256 metalli e va bene così. direi che va più che bene. Minerali altri 138 più 167 che già abbiamo. E tu prendi da qui lavori di manutenzione, non fare niente, ma vai a prendere anche no, già c'è l'altro che sta a prendere il metallo. Ok, dovresti fare un gargarismo con le palle. No, non c'è come opzione. No, penso di Cammelo, sì. A lui? E io ho detto suca. Vedi, Quello potrei abbiamo farlo. pure la risposta. Però sei
un ragazzino alla fine, cioè non si può fare questa cosa. Forse quando togli i denti dal latte ne possiamo riparlare. Tempo al tempo. Vedi, tu hai chiesto, Gianmarco ti ha dato una risposta. No, medico, tu fai qua, aspetta un attimo. Cibo crudo ci sta arrivando, c'è un po' di situazione. Fare le pappe per il banchetto, ok, continua così e noi dobbiamo far passare la giornata. Ma come? A parte fare i gargarismi con le palle. Risposta da manuale. Ovviamente quello. Non è che tu compi gli anni ogni giorno. Finché sarai un giovanotto di una tenera età, non è che ci posso fare qualcosa. Ricerca. Cioè, abbiamo 11 anni di differenza, quello praticamente, ti ricordo, Questo è quello che ci serve a noi per dopo. Allora, 76, la cosa che possiamo andare è prenderci qualche risorsa di metallo. Ma che cosa? Ma è vero, è matematica quello. Mannaggia Eva. È logica. Materiale organico, no? Compi gli anni più volte all'anno e allora forse possiamo parlarne. Chiedi ai tuoi genitori il permesso, non lo so. Metalli, aspetta. Un po' di metalli qua. E il gioco. Se vuoi Enzo può farti da tutore. Cosa è matematica? Sono varie opzioni di personalizzazione della situazione. Quello, mo però cosa è matematica? Mo un attimino esagerato, amico mio. Via, pusillanime. Qua si sta un attimo tranquilli. Allora, sono le 9 di mattina. Andiamo a vedere. Bussano a quest'ora del mattino. Ok, così dovrebbe. È già partito la costruzione del primo, e solo che non c'è nessuno, quindi chi la costruisce? La costruisce il tecnico. Vai. Poi dopo ci pensiamo alle riparazioni. Allora, mo dobbiamo prendere di nuovo metalli e di nuovo minerali, perché quelli si sono presi per creare il tutto. 216 metalli, 100, dobbiamo prendere un po' di minerali noi in qualche modo durante la giornata e riusciamo a farci qualcosa. Abbiamo proprio la soluzione più vicina, dottor Giammo. Yeah. Non questa. Dottor Scotti. C'è la bella stazioncina dei minerali che abbiamo messo prima. Ottimo. Allora, vediamo se riusciamo a fare anche la mandracata, quella là, bella grossa, succolenta, cicciosa. Ho preso 30, riusciamo a fare qualcosina veloce. Allora, c'hai pure una quest completata, lo zio? No, è la lista e basta. No, quella è la lista di quelle che ci sono da solo fare. la lista. C'è qualcos'altro a tempo? No, solo questa qua, tempo di decisione. Perfetto. 40 di metalli e 200 di minerali. Vuole. Okay. Allora, lo zio, fine quando regge il sole qui vicino, non è ancora un momento. Noi iniziamo a pomparci tutti i metalli, tutti i minerali, tutte da fare la torretta poi chi ammazza. Poi vedremo l'aumento qua. No, difatti mo penso a quello, continuiamo a far produrre. Step by step. Io non posso fare in modo più veloce. Step by step. Al massimo posso rivadamminare io qualcosa durante la giornata. Però a questo punto mi voglio togliere la soddisfazione, aspetta. So che poi c'è una zona che abbiamo lasciato in sospeso. Noi siamo arrivati qui giovani. Vedi quello che comunque ci ha contattato tua mamma oggi, ha detto che non hai mangiato i cavoletti di Bruxelles. Perché? Però quello. Perché? Ha detto che se continui così non ti fa venire più qua a parlare con noi. Che dobbiamo fare? Dobbiamo interrompere questa amicizia così perché non mangi i cavoletti di Bruxelles?
Mangia cavaletti. Mettici un po' di ketchup sopra lì e li butti giù. Vabbè, o mettili pure nel culo. No, no, se li deve mangiare li mangia con la bocca, non penso che è un animale che mangia con il culo. No, vabbè, però può metterseli là così non li deve mangiare, però devi nascondere. Perché stavano a Bruxelles? Stavano là, evidentemente, con un viaggio organizzato. Però tu dovresti comunque mangiarli, amico mio, no? Allora, che cosa hai fatto? Uno già l'ha fatto. Ottimo. A posto. Mo che vuole per l'altro? Ci vogliono 160 160 entro la fine della giornata, quindi domani facendoli ce li abbiamo, non ci mette tanto a costruirla, quindi tu a sto punto, carissimo tecnico Giovanni, tecnico, vai all'avamposto minerale E e mina. prendi come se non ci fossero domani. Non ci passano. Beh, quello sforza un po' il di dietro. Non c'è batteria oggi. No. No, è una vagina enorme. Ok. Zucca, questo è quello che all'inizio ci ha rotto i coglioni. Quindi per piacere quello mangia lì cortesemente, se no è un casino. Butta giù e tutto passa. Poi dopo magari ti mangi uno yogurt, vabbè, yogurt poi è triste così. Una merendina, Mangiati un uno gelato. yogurt ai cavolini di Bruxelles a sto punto, così per l'utile dilettevole. Mamma mia che schifo. Già lo yogurt è acido, tu ci metti quella merda dentro. Mi dà un po' di sapore in più. Te li porto? No, devi mangiare tu quello. Quello parliamo un'altra volta con tua mamma, Poi metti a Enzo in una brutta situazione. No, sono cazzi dopo quello. Poi la devi far arrabbiare. E poi sono cazzi. Poi dici no, mio figlio ora non viene più. Tra l'altro, quello non mi ricordo mai. Tu come ti chiami? Che, mi ricordo, se non mi sbaglio, Reagan dovrebbe essere Raffaele, se non erro. Era tipo Raffaele. Wow, ok. Pierluigi si chiama Pierluigi. Quello bella bombetta ci no, potrebbe no, venire. merda. Aspetta. Vai, caccia la bombetta a Bruxelles. Avamposto automatico su zone radioattive dove non ci può andare nessuno. Quello sì. Però consumo risorse ulteriori. Giusto qualcosina per avere altre mentre facciamo qualcosina. Allora, tecnico, cambio. Iniziamo già a mettere Ovilone. Mi chiamo San Gennaro, non credo tu ti chiami San Gennaro, Non mi quello. sembra, non credo. Ah, Potrebbe esserci qualche similitudine. Forse. ci stavo così bene prima di iniziare a fare queste cose, no? La vita fa parte. Hai dovuto anche- chiedere la anche penna, questo. è arrivato quello. Cioè quello, scusa, il calabrese. Poi è arrivato Twitch e arriva sta Ma gente. sono tutte brave persone, noi persone così cerchiamo. Fai così, va Bene bene col così. calendario, no, lo so quello. Però non credo tu ti possa chiamare proprio San Gennaro. Ma io stavo per dire, auguro per il canale 100 di questi quello, però No. come se verranno la zap sui piedi da solo. Al massimo ti può chiamare Gennaro come mio padre, ma non credo. Allora, dai, fai avamposto. Facciamo bella cosa. C'è manco qualche miniera qui intorno per far passare il tempo. C'è un mini cicciolo qualcosa? Niente. Bello sto palo, però, Non so bestemmiarmi quando vuoi. Quello, io continuo a dire che tu non ti chiami San Gennaro, però No, ma non penso che sarebbe un problema pure a livello legale. Proprio domani perché parliamo con la mamma e glielo chiediamo conferma. cerchiamo un attimo di capire sta cosa. Ma perché è strano poi come nome da dargli, capito? O è proprio devoto a San Gennaro, che tu dici gli ho dato il nome, Quindi San primo nome, Gennaro secondo nome e poi poi ci sarà il di quello. cognome. Ok. Magari c'è qualcun altro qui che ci dà qualche altra pirilozzola. Oh, tu sei prima che mi ha rotto i coglioni. Faccia qua. Sei un farabrutto, Ah, fa mocca mamma. però lui c'ha ancora l'altra sfera, aspetta.
Lui è furbo. Va bene, mi chiamo San Francesco d'Assisi. Quello io credo Che che lo nemmeno cambiano voi. poi facilmente il nome all'anagrafe così. Cioè, è un bordello. Alla 1. Capacità di stoccaggio insufficiente. Siamo Abbiamo i pieni? depositi pieni. Non succedeva da Pasqua del 92 sta cosa. Ma non ditelo in giro. Quello io se continui ti faccio bannare per almeno 5 minuti. Smettila di dire cazzate. Maledetto pezzo di merdal. Tu ritorni un attimo nella miniera. In miniera. Noi ci mettiamo la torretta qua che pompa tutti e ci abbiamo qualcosa da fargli fare per recuperare altre risorse nel frattempo. Provaci. Solo il Enzo, problema- cortesemente un attimo un banno di un minuto per cortesia. Dato che qua si sta iniziando un attimino a prendersi la confidenza. Facciamo un minutino tranquillo, giusto per dare il segnale forte. No, che 7 giorni. No, che 7 11 giorni è un attimino eccessivo. Poverino. Aspetta che non funziona bene. Sta alla aspetta. gas, sta alla gas. Vai. Perfetto. Ci vediamo fra un minuto, pezzo di merda. Allora, no, se poi uno viene a sfrocoleare i poteri forti, è colpa mia. Non l'ho fatta apposta. Allora, lo facci tornare di qua. Ora, come tornerà secondo te? Quali saranno le sue primissime parole? Bastardo, questa è censura, suca, e questo è tanto il repertorio, cioè quello 3 parole conosci. Finiamo in bellezza, lo zio? Ragazzi, dite. Okay, people. I wanted to hold this meeting to tell you that, well, we finally might have a cure for your condition. Let's hold off celebrating till we hear it. Vabbè. I just want it to be over. Era la frase di una We canzone can così use che a magari treatment based on healthy brain tissue. For that purpose, we'd need to use the tabula rasa you've probably all seen occupy a space in the womb. So, you decided to go down that path. Great! Why don't you just hand us over for experiments already? Ragazzi, il coso nel cervello no, questo no, scusatemi, va bene niente allora. This will heal our brains, ain't that all that matters? Una brutta Let's cosa, be ma siamo rational. costretti, Since visto we un already attimino la have situazione the attuale. tabula rasa, I say we use it. What else are we gonna do with an awareness-free body? I agree that we should be rational. It's just that there's something so cold-blooded about this. Lo capisco, dottor, però Non abbiamo proprio l'alternativa c'è, ma avete detto giustamente anche voi cose nel cervello da una megacorporazione. No, There's no going o back. questo morite tra qualche Just giorno. tell me we're not doing this. è un chip non nuovo, e case non va buono. Che vuoi? Ecco, No, non ci sono bastardo. alternative. Ecco. That's my decision. Oh, so you've decided for Ma us tu sei un poco without troppo even nervoso giving us an ultimamente. alternative. Ne abbiamo parlato, ragazzi. Mark my words. It's downhill from here. Oh, come on. The boss has Poi made l'altra his opzione ne decision. abbiamo già Just parlato, fuck perché it. dice non hai No, ma un'altra pure Forse secondaria dovevamo non è uscito trattare nessun il dialogo, visto. nessuna chiamata, nessuna ricerca Let's extra, stop quindi wasting time and get on with it. We knew from the Bra, start we weren't bra. born into a fairy tale. Exactly. We weren't born into a fairy tale. Because noi we non li vogliamo weren't uccidere. born at all. Ecco, We qua were indovinate just esattamente le sue parole. created to Complimenti. Vabbè, ci stava sentendo prolong comunque. this Ah, ok. loser's meaningless life. Truth is, there is No, era good uno, way c'era out scritto of un this minuto, mess. quindi sicuro era quello. The I branching minuti dati a quello. was, Ossia Sì. uno. Così? from the start, it No, no. was Questi sono le prime avvisaglie. Lui sì, lui è il primo che si sente male. shit. He Già collapsed. iniziato. Make way for the doctor. Is he unconscious? It's getting worse. We need a cure. Lui è stato saltato un attimo, vabbè. What's your call? Let's go for Maxwell's Sì. recipe.
Vabbè, potevamo craftarli comunque, ci dava la I'll get top scelta. of the roster semplicemente. ready for the Vabbè, procedure. Keep your Non fingers crossed. sprechiamo neanche le risorse. no, vabbè, la scelta era questa, così. Okay, everything's prepped. Mi dispiace, tabula rasa. Not showing Mi signs of dispiace waking up assai. again. Però Se è... si sveglia adesso, I've given him aspetta. more sedatives Aspetta. just to be on the safe side. Eh, You want to Ok. say Erano something? due, dice quello. Quello suca, te ne sei beccati due, ringrazia a Dio che non ne hai avuti 5. Oh, se vuoi Jess. posso rilanciare Do it. un'altra volta per Ok. un altro minuto e portiamo noi il Here tempo, goes. vediamo se funziona. And that's it. Almost. I'm taking it to the lab to create Maxwell's magic potion. Is he? Yes. He's dead. But don't worry, he didn't feel the Ok. Ok. Ricordo chiave creato. Ok, li stiamo sbloccando, lo zio. Ribellione. Allora, ragazzi. Bloccati perché? Non penso. La sua mascella è condata. Ah, Lui è proprio incazzato. ah. Cazzo, zio, aspetta però. Questo mo come si risolve sta cosa? Questo per il momento gli passeremo che sarà. Ecco qua. Fatto una scelta che avrà un forte impatto sul tuo rapporto con gli Alter. Alcuni approvano la tua decisione, ma altri sono fermamente contrari. Questo influenzerà permanentemente la loro opinione su di te. Però allora, noi abbiamo chiesto a tutti e la o risposta l'una- da sì. tutti era non vogliamo il chip. Vabbè, o E l'una allora- o l'altra ti appiccicavi con qualcuno. Quindi chi abbiamo al refuso? Lo zio. Tecnico, botanico, Allora, mo dobbiamo medico. vedere come va. Forse possiamo poi recuperare la situazione, Giamma. Non so. Ci abbiamo ancora Colpaccio il- di scena però alla fine. medico, botanico e tecnico. Allora, devo è una portare brutta solo un botta, po' il lo zio. tempo avanti per non perdere la giornata. È proprio una brutta botta. Allora, però lo zio, possiamo già vedere di fare qualcosa. Potenziamento della tuta è anche all'86%. Qui non possiamo fare più niente. Possiamo già mettere in coda. Mettiamo il progetto suo davanti. Magari è Wow. qualche potenziamento che ci esce pure a noi. E nel frattempo è Ah, via. c'hai dei dialoghi, lo zio, però, fermo un attimo. Va a parlare con questi che io voglio sapere com'è la Allora, situazione. solo devo skippare un po' i dialoghi perché sennò non ce la facciamo per te. Allora qua. Well, everybody took their dose of Maxwell's medicine. In Ok. fact, I'm hopeful. You did a Ottimo great lavoro. job. Yeah, Ho detto qual I'm era becoming l'altra more- sotto. Ok, vabbè. Poi. Ragazzi, dove siete? Io sarà la mamma. Allora, uno è all'avamposto di metallo, tecnico. Mamma mia. Ecco. So, how do you? I'm fine. Just leave me alone, okay? I can't believe you did it. I just. Tu perché volevi la scelta di lei? Cosa nel cervello? No, quello no, quello. Però no, siamo arrabbiati con te. nanny. Go to hell. Ehi, tecnico. Questo mo ci distrugge, lo zio. Si è alzato di scatto. So, how do you feel after the procedure? Oh, I feel much better. Don't worry. No. That way. La prima, lo zio. Look, it wasn't. But let's focus on clearing our way now, and once we're Perché mo out, ci dovete dare una mano, se no non Great passiamo idea. qua. let's get down to some anomaly busting. Risolto. Cool. Si è calmato, ma questo servirà a qualcosa? Forse non o no? adesso, ma più in là. Qui ci Allora, manca minatore, il medico e botanico in terapeuta. palestra. Mazza. Minchia. Gli abbiamo messo tutte le cose per stare tranquilli, lo zio. Hey, well, but I can't shake. It was a. La prima, lo We zio. did the best we could. No, non Yeah. crediamo. I Ok, just. è andata bene. Terapeuta. Hey, I'm pretty good. Sento in I colpa per feel- tabula rasa. Not sure. Well, for some, which I. Beh, manca il minatore che ha l'avamposto di metallo. Noi facciamo così. Quando poi mi ricontrollo le cose la prossima volta.
No, aspetta, il minatore, ho sbagliato io. Guarda, sì. Aspetta. Allora, uno è qui giù. Oh, no, minatore, aspetta. Su qua. So, first night without. Apri. That's great. What can you do? You had the balls to think. Ok, vabbè, uno e Ha uno. avuto un po', un po'. Pareggio. No, Quello finito? sì, li abbiamo fatti tutti. Ah, ma capiamo sta cosa che comporterà. Mo, Vabbè. adesso Abbiamo preso una scelta. la scelta ci polderà. Tanto sono un po' di risorse. Poi capito, volevo vedere se faceva, adesso c'ho un chip nel cervello, va bene questo. Boom, Invece. poi esplode. Cioè, Allora, cambiamo il giorno. Risorse ne abbiamo un bel po' e ci organizziamo per il Vediamo. problema e ce ne andiamo da qui per quanto possibile. ok. Il sole si avvicina, Gianmarco. Allora, adesso stacchiamo, anche perché domani è una giornata bella impegnativa. Gli altri sono riuniti in cucina. Io ho letto più tempesta magnetica in un giorno. Sarà un problema. Vabbè, Penso valuteremo. che avremo un bel po' di problemi. Ragazzuli belli, buonanotte a tutti, ci vediamo domani. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte.